Il telefono non è connesso. Buongiorno a tutti, sono le ore 5:08 minuti, benvenuti a Bergamo, strada statale 470 della Valle Brembana, circonvallazione delle valli. Come avete visto, faremo il percorso in direzione est dell'autostrada A4 Serenissima. Pannelli informativi dell'autostrada: per Milano lavori al chilometro 169, per Brescia lavori al chilometro 176. Prendiamo l'uscita verso Orio al Serio aeroporto, A4 Milano Venezia. Oggi è mercoledì 12 giugno 2024, temperatura esterna di 15 gradi Celsius. Autostrade per l'Italia, inizio tratta di competenza, casello autostradale di Bergamo. Direzione Venezia. Entriamo in autostrada. Aeroporto internazionale Orio al Serio, sulla nostra destra Orio Center, un famoso centro commerciale.
Viadotto su Fiume Serio. RTL 102.5 FM, infotraffico 24 ore al giorno. Seriate 64 Venezia. Molto probabilmente incontro al diluvio. Sempre prestare gli occhi, il camion in prima corsia si è messo in seconda corsia senza dare un segnale luminoso. Mi raccomando, bisogna sempre utilizzare gli indicatori di direzione per far sì che oltre a voi anche gli altri utenti della strada sanno le vostre intenzioni. RTL 102.5 FM, infotraffico 24 ore al giorno. Bolgare, Lago d'Endine, Valcavallina, Trescoglio, raggiungibili dalle uscite Gromello Telgate. Gromello Telgate, 64 Venezia.
corsie. RTL 102.5 FM, infotraffico 24 ore al giorno. Lago Liseo, Sarnico, Lovere e Palazzolo sull'Oglio, raggiungibili dall'uscita Ponte Oglio. Ponte Oglio e 64 Venezia. Corsie. Fiume Oglio, lasciamo la provincia di Bergamo per entrare in quella di Brescia. Intanto è iniziato a piovere. Chiuso nodo da Milano per 21 e Brescia Centro 12 giugno ore 22:06. Palazzolo e 64 Venezia. Autogrill ristorante, Esso servizio, area di servizio Semino Sud sulla nostra destra.
Attenzione in missione. Chilometro 200, autostrada Serenissima. Polizia stradale, controllo elettronico della velocità. Chiuso nodo da Milano per A21 e Brescia Centro a 12 giugno, orario 22:06. Castello di Bornato, Chiari, il Lago di Seo, raggiungibili dall'uscita a Rovato. Rovato e 64 Venezia. Pioggia, riduzione della velocità, c'era a 110 km/h. Nodo A1 da Milano per A21 e Brescia Centro, 12 giugno, orario 22:06. Concesio, città natale di Papa Paolo VI, la Francia Corta, raggiungibile dall'uscita Ospitaletto. Ospitaletto a 4 Venezia.
velocità di viaggio di 110 km/h in caso di pioggia, stabilito per legge in autostrada. Autogrill ristorante, Free to X servizio elettrico, IP servizio, area di servizio Valtrompia Sud. Speriamo esca uno spiraglio di sole, almeno per poter registrare il video. Lavori in uscita, attenzione! Non ve l'ho detto, ma la destinazione di questo viaggio sarà il passo del Brennero, quindi speriamo di riuscire a registrare alcuni video. Brescia Centro, Fiera, Lago d'Itro, raggiungibili dall'uscita Brescia Ovest. Possiamo anche aumentare un filino la velocità. Sembrerebbe che il diluvio sia finito. Attenzione, flesso di corsie. Lasciamo la competenza di Autostrade per l'Italia, Gruppo Atlantia. Entriamo nella competenza Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova. 12.6, orario 22.6, bivio 4.21, chiuso svincolo. Flesso di corsie. Benvenuti, Autostrada Brescia, Verona, Vicenza, Padova. Di Brescia Romana, Santa Giulia, Piazza La Loggia, Duomo Vecchio, Castello, parking, Metro Park, Santa Giulia, Capilatum, tangenziale sud, San Zeno Naviglio, raggiungibili dall'uscita Brescia Centro. Brescia Centro, il 70 a 21 Torino Piacenza, il 35 a 1 Bologna, il 33 a 15 La Spezia, il 64 a 4 Venezia, il 70 a 4 Venezia, scusate, che qui in questo svincolo termina la strada europea E64 per dare continuità alla E70 che fa il percorso più basso, quindi la A21. Sia la E64 sia la E70, in questo caso la E64 parte da Torino, la E70 invece passa per Torino, essendo un collegamento est-ovest o ovest-est.
quindi si dà la precedenza alla continuità della I-70. Le 5:41, mercoledì 12 giugno, scusate. Il ristorante è di servizio. È di servizio San Giacomo Est. Fiera, parking, Mantova, Salò, Castenedolo, Rezzato, Lago Garda, Lago Lidro, raggiungibili dall'uscita Brescia Est. Brescia Est e 70 a 4 Venezia. Prossima uscita a Desenzano, 15 km.
Caffè Express, snack bar, area di parcheggio Campagnola Est. Attenzione, mantieni le distanze di sicurezza e salvati la vita.
crociera di 120 km/h. Lonato, Montichiari, Cassiere Stivieri, Castel Goffredo, Lago di Garda, Lago d'Idro, Valli Giudicari, raggiungibile dall'uscita Desenzano, 4 Venezia. Outgrill, ristorante IP servizio, area di servizio Monte Alto Est. S&P 450 ore 7:20, divieto mezzi pesanti superiori 7,5 tonnellate. Battaglia, Solferino, Goito, Pozzolengo, Castellaro Lagusello e le torri del Vino Lugana, raggiungibili dall'uscita Sirmione e 70 a 4 Venezia. Sulla nostra destra i lavori per la realizzazione della nuova linea alta velocità Brescia-Verona.
Venezia 131, Modena 109, Trento 117, Brennero 251. Lasciamo la regione Lombardia per entrare nella regione Veneto, lasciamo la provincia di Brescia, entriamo in quella di Verona. SR 450 orario 7:20, divieto mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate. Assise, Bardolino, Castelnuovo, Mozzambano, Velletto sul Mincio, Santuario del Frassino, Gardaland, Movieland, Caneva World, raggiungibili dall'uscita Peschiera, Fiume Mincio, Peschiera e 74 Venezia. Attenzione ai veicoli lenti. Venezia 124.
percorso per andare, come ho detto poco fa, verso il passo del Brennero, uscire a Peschiera e rientrare ad Affi, ma per fare il video completo da Verona al Brennero preferisco, ecco, fare un pezzo in più e pagare notevolmente di più, però almeno avete il video completo sul canale. Di uso di indicatori di direzione, anche il furgone qua davanti, il Citroen, ha cambiato corsia sulla linea continua. Le 6:03 del mattino, temperatura esterna di 18 gradi Celsius. Bussolengo, Mantova, Sona, raggiungibile uscita a Somma Campagna e 74 Venezia. Ci fermiamo adesso fra 2 chilometri all'area di servizio Monte Baldo Est, famosa per il ristorante Paoli, per il cambio di videocamera, quindi vi lascio questa live e registrerò il percorso della A22. Grazie come sempre per aver seguito questa live, vi aspetto ai prossimi video. Di
servizio Montebaldo Est, Paoli Ristorante.